chiamo Katiuscia Zedda, sono un ingegnere, lavoro nel gruppo Abinsula e all'interno del gruppo mi occupo dell'innovazione e della ricerca delle varie aziende del gruppo, tra cui in particolare di Abica, che è l'azienda del gruppo più focalizzata sulla parte della web e digital. Abica consiste, se devo immaginarla, è in un gruppo di belle persone, di bravissimi tecnici. Ha una media d'età intorno ai 30 anni, un'azienda giovanissima in cui si è investito moltissimo sulle persone e sulle loro competenze, credendo in loro e cercando di portarli in mercati internazionali, specializzandosi in un aspetto particolare. È partita dall'esperienza di Abinsula, che era un'azienda specializzata nel software delle cose, il software che fa funzionare le cose, e Abica si è specializzata nel prendere quei dati e portarli nel web, quindi farli vedere poi all'utente finale in un unicum in cui uno parte dal basso e l'altro arriva all'altro. Noi diciamo dalla terra al cloud ci siamo tutto. Le caratteristiche sono le persone, le caratteristiche sono la tecnologia su cui noi lavoriamo in modo particolare è appunto, si chiama web e digital, quindi arriviamo dalle cose al computer, diciamo al computer, al cellulare e lo visualizziamo. Acquadori nasce da un'idea di un professore dell'Università di Cagliari, il professor Barbaro, che ha lavorato per anni nella sensoristica umana, nelle magliette, quelle quando sentiamo i sensori che possiamo indossare. Lui ha lavorato tanto e ha un curriculum eccezionale su questo argomento, che si è incontrato col Dipartimento di Agraria di Sassari e hanno iniziato a pensare alle piante come degli esseri umani, che quindi potevamo misurare le grandezze delle piante senza rovinarle. Ha chiamato Abica per chiedergli cosa ne pensasse della cosa e ci siamo entusiasmati. Perché entrava nelle strategie aziendali, nel puntare tanto sull'agricoltura di precisione, per due motivi principali. Uno, il mercato. Noi nasciamo come gruppo nel mondo dell'automotive e ci stiamo spostando lentamente nel mondo dell'agricoltura di precisione, che presenta delle similarità importanti, e quindi questo progetto ci permetteva di fare il nostro lavoro, che è portare l'innovazione nelle grandi aziende. È scientificamente provato da tanti studi che è difficile fare innovazione nelle aziende molto grandi perché si perdono le idee. In un'azienda come Abica ancora puoi sederti intorno a un tavolo, raccontarti la tua idea e lavorare su quella. E così è nato Acquadori. Dopo la laurea in ingegneria ho preso un dottorato di ricerca in ingegneria industriale. Ho fatto 10 anni di ricerca nella fusione nucleare a Oxford, dove lavoravo. Dopo 10 anni sono tornata in Sardegna nel 2008, nella famosa crisi del 2008, e ho iniziato a fare una cosa che non avevo mai fatto, che era quella di portare l'innovazione nelle aziende, scommettere nelle aziende. Sapevo muovermi in ambito europeo, conoscevo le lingue, sapevo stare in un ambiente internazionale. Ho conosciuto le persone che poi hanno fondato Abinsula e Abica in un'altra azienda. In quest'altra azienda, con quello che è l'attuale direttore della ricerca di Abinsula, abbiamo messo su un gruppo di ricerca da zero, è arrivato da zero a circa 20 persone. Poi niente, vado in Francia a un certo punto, stanco, vado in Francia, e in Francia i fondatori di Abinsula hanno creduto in me, per quanto io stessi in Francia. Inizio a lavorare con loro, sempre sul ramo ricerca e innovazione. Torno in Italia dopo 3 anni in Francia e ho continuato questa strada. Il mio lavoro è sempre quello di fare da trade union fra le idee, che spesso arrivano dal basso, l'università o comunque i grossi produttori di scienza, quindi centri di ricerca eccetera, che alle volte hanno difficoltà a comunicare le loro idee, o meglio
a capire come queste idee possano essere portate. Io mi occupo tanto di progettazione europea, di progetti di ricerca europea, eccetera, e poi di questo progetto che c'ero particolarmente nel cuore, infatti credo sia l'unico regionale che seguo. Gli abbiamo dato da subito un aspetto internazionale, non come ricerca ma come mercato. Il progetto è sul vitivinicolo. Abbiamo avuto 2 cantine che si sono prestate a farci da case di studio, quindi abbiamo la cantina Suentu e i viticoltori di Romangia che ci hanno insegnato il loro mondo, nel senso che ci hanno spiegato quali erano le esigenze di 2 cantine profondamente diverse, una grande, l'altra piccolina, una unica, l'altra di tanti produttori, quindi siamo stati in qualche modo sfidati a risolvere la tecnologia di tanti tipi di cantina. Il nostro concetto, che parte un po' da abinsula vuol dire dall'isola in latino, Abica chiaramente sposa questa filosofia, per cui noi l'idea è di specializzarsi in Sardegna, nel senso che impariamo a fare le cose in Sardegna, ma il mercato è sicuramente il mercato internazionale, tant'è che quest'idea è già stata portata ad un challenge in Spagna, che comunque risulta essere un grosso produttore di vino, e vorremmo insomma presentarla magari con degli articoli scientifici eccetera anche in Francia, dove da una nostra analisi allo stato attuale non esiste nulla di così fino come quello che fa il progetto Acquaduri. Acquaduri ha 2 grossi pilastri di innovazione. Uno è il sensore, che è sviluppato dall'Università di Cagliari. È questo sensore che ha quest'idea con la pianta che diventa un essere umano, e quindi io la tratto quasi da essere umano, per cui misuro la sua grandezza senza rovinarla mai. E poi l'Internet of Things delle piante, cioè io sono in campi dove spesso e volentieri non abbiamo rete, non abbiamo elettricità, quindi riuscire a capire poi come organizzare tutta una piattaforma di Internet of Things in un campo aperto. E questo è stato un po' i 2 grossi rami di ricerca e i 2 grossi rami di sfida. Poi riuscire a rispondere a queste 2 sfide è il carattere realmente innovativo dell'intero progetto. Le difficoltà ci sono. Io adesso dirò una cosa strana, ma la nostra più grossa difficoltà in questo momento è trovare personale. Tu direi, siamo in piena pandemia, com'è possibile? C'è il mondo? No, non è vero. Il mondo tecnologico non si è mai fermato, mai. Non abbiamo perso un giorno di lavoro. E non solo, le sfide che ci ha posto la pandemia sono sempre più difficili e sempre più complicate. Il prossimo scoglio che vogliamo superare è quello di attrarre talenti, attrarre appassionati, attrarre curiosi, perché sono questi 3 ingredienti che fanno un buon innovatore. Lo vedo crescere, io tutti i miei progetti li vedo un po' come bambini, nel senso che li porto a maturazione e poi li lascio andare. Anzi, lavoro per fare in modo che questo progetto venga sposato da una grossa azienda, perché se lo merita di essere recepito da una grossa azienda e di essere portato sul mercato. Perché la grossa azienda? Perché è una tecnologia completamente nuova, che cambia il modo di misurare le piante, che cambia il modo di concepire la misurazione nella pianta stessa e nel considerare i dati che arrivano dalle piante come fonte di informazione costante. Per cui è necessario la forza di un'azienda grande che sappia poi spargere in maniera corretta questi risultati, farlo diventare un prodotto di punta, se non un'azienda che punti solo su questo. È una delle alternative. L'innovazione è quella cosa che risponde a un'esigenza, una voglia, anche una voglia non espressa, non necessariamente l'innovazione tecnologica. Io non credo, sono nata e cresciuta nella tecnologia, ma non credo che l'innovazione possa essere solo tecnologica o debba arrivare solo dalla tecnologia. L'innovazione è la capacità di guardare al futuro con ottimismo, guardarlo
senza paura, saperlo sognare. L'innovazione è quella cosa che ti fa fare oggi quello che oggi non si può fare, di fare quel dettaglio a cui nessuno ha mai pensato prima, ma nessuno ne sentiva probabilmente neanche l'esigenza di farla questa cosa. Quindi gli innovatori, se voi guardate, sono sempre degli ottimisti, sono gente che tutto sommato crede nel futuro, anche in piena pandemia riesce a crederci, però hanno una caratteristica: non hanno solo l'idea, la curano quest'idea, la fanno crescere, la fanno diventare un'idea, un progetto, una POC, si dice una proof of concept, e poi un prodotto. Cioè l'innovatore non è solo chi ha l'idea, ma chi è in grado di far seguire tutto questo percorso. Però ripeto, l'innovazione non è solo tecnologica, io penso ai nostri artigiani, agli artigiani sardi, la capacità che hanno avuto in questo periodo di pandemico di creare nuove cose, andare su internet, andare su Facebook, comunicare una cultura attraverso Facebook, una cultura che sino a poco prima comunicavamo nei negozi. Questa è innovazione. Questa è la capacità di rispondere a qualcosa e di rimanere ottimisti malgrado tutto. Da poco parlavo in una scuola media, ho avuto il piacere di raccontare la mia esperienza in una scuola media e gli ho detto: non immaginatevi ma sognatevi, perché ti immagini con quello che hai adesso, ma ti devi sognare perché devi creare quello che diventerai. Quindi io sogno una Sardegna fra 15 anni che abbia deciso di puntare su delle caratteristiche che ha sempre avuto, che è la sua natura, i suoi prodotti, anche la sua tecnologia, perché comunque abbiamo avuto grossi esempi, ma che ci creda veramente, che ci creda a livello di sistema. Cosa vuol dire a livello di sistema? Tempo fa un'azienda che era divisa tra Parigi e New York mi ha detto: ma guarda, parliamo di quasi 5-6 anni fa, i costi a Parigi sono altissimi, a Cagliari non possiamo venire a aprire una sede? Parlavamo di un 60 dipendenti. Io ho detto: ah, certo, cosa vi serve? Ci serve internet veloce e aerei. Ho detto: vabbè, state a Parigi. Ok, perché? Perché quando si costruisce un'idea di Sardegna, e per me l'idea di Sardegna riparte dalla sua natura, dalla sua agricoltura, dai suoi prodotti e dalla tecnologia. Quando si costruisce un'idea su questi 3 pilastri, poi questi 3 pilastri li devi far crescere tutti insieme e devi creare quell'environment, quell'ambiente perché questi possano esistere. Quindi se tu mi chiedi come la sogni, io la sogno con le strade ben fatte, completamente pulita, la natura portata dentro le città, le scuole montessoriane ogni dove. Io per lavoro sono stata in ambienti in cui si cercava di attrarre persone, ricercatori, e le scuole erano di livello altissimo, ci parlavano 3 lingue nelle scuole. Ecco, se dovessi sognare una Sardegna fra 15 anni, io me l'immagino così. Tutto il resto arriva a contorno di questo. Il progetto Acquadori è composto da 5 team che a seconda delle situazioni collaborano uno a uno. 5 partner che sono Abica, Università di Cagliari, Università di Sassari, Suentu e i viticoltori di Romangia si incontrano periodicamente, diciamo i project manager, i coordinatori di tutto si incontrano periodicamente per definire quello che è la problematica e come verrà risolta. Dopodiché ognuno di noi torna a casa e costruisce il suo team. Per esempio nel team di Abica c'è un nostro collega amante di tutta la tecnologia in agricoltura, quindi gli è stato chiesto di partecipare nel progetto perché è in grado anche di dirci, di avere quell'occhio clinico che serve per chi conosce quel mondo e ti sa dire che certe cose, al di là che sulla carta si possono fare, poi nella realtà non si possono fare. Un ricercatore che invece si è occupato con Emanuele, quindi Giuseppe Tuveri, che si è occupato, diciamo, di pensare come questa tecnologia che Abica metteva a disposizione potesse adattarsi a questo progetto. Emanuele che invece ha lavorato sulla piattaforma vera e propria, cioè ha fatto funzionare, quando sentiamo la piattaforma di
Internet of Things sembra una cosa plug and play, non funziona mai nulla in quel modo, quindi ha riadattato tutta la piattaforma per fare in modo che il tutto funzionasse, e noi usiamo sempre affiancare qualche tirocinante, perché hanno prima di tutto una gran voglia di imparare ed è il momento più bello, senza lo stress della produzione che invece ha delle tempistiche diverse, e quindi c'è stato l'affiancamento di un tirocinante che tra l'altro poi è stato assunto in azienda grazie a tutto il percorso che ha fatto con questo progetto. So che l'Università di Cagliari ha creato un gruppo molto forte in cui hanno lavorato a vari livelli, tesisti, dottorandi eccetera, purtroppo non ricordo i nomi e mi dispiace perché hanno fatto, lo vedrete dalle foto in campo, cioè nelle foto in campo si vedono i ragazzi ingegneri, gente che ci ha lavorato tanto su questo argomento, che risolvono anche il problema più stupido che può essere le batterie che si bagnano in campo aperto, perché è un problema, quindi e man mano hanno risolto tutti questi problemi tecnologici. L'Università di Sassari ha una struttura tipo simile a quella di Cagliari, e poi le due cantine che si sono spese tanto per farci capire le loro problematiche. Abbiamo avuto sempre un rapporto molto, molto aperto e molto continuo, ci hanno presentato di volta in volta agronomi, a seconda dell'argomento cambiava un po' l'argomento, ma tutti si sono spesi tanto per far capire bene il problema e per risolverlo.